Voilà ragazzi, iniziamo quindi la seconda fase. Abbiamo preso anche dei bicchieri che si illuminano, molto bello. Quindi faremo questo tavolo qua. Adesso prepareremo solo, poi logicamente più tardi prepareremo poi il mangiare, no? Sempre a un orario gradevole. Allora, quindi prepareremo questo tavolo che vi ho fatto vedere qui adesso. Questo qui andremo a levare quasi tutta la roba e metteremo delle cose molto simpatiche, bottiglie di liquore eccetera, e anche questo tavoletto qua. Quindi continuiamo la nostra storia. Adesso qui io, siccome è molta la roba da mangiare, non ce la faccio a mettere tutto qua sopra, quindi separerò e farò prima, diciamo, gli antipasti, poi dopo tolgo il tutto. Nel frattempo che si mangiano gli antipasti e poi preparo poi per i dolci, quindi faremo tutto qui per quanto riguarda gli antipasti, quindi faremo due tempi. Allora ragazzi, la prima cosa che andiamo a mettere tutte queste cosettine che sono simpatiche, che portano un buon augurio. Voilà. Voilà. E quindi anche questi qua sono molto belli, colorati. Voilà. Allora ragazzi, per fare una cosa simpatica ho messo i pacchettini della Lotus, che sono, diciamo, come Natale, sono simpatici. Andiamo a mettere 4 qui, no, qua, sì, 4 alle ababbe, alle mon amour. Allora, quindi 4, e devo trovare gli altri dove saranno. Calma e sangue freddo, calma e sangue freddo. Aspetta. Voilà. Allora ragazzi, belli bicchieri luminosi. Premo il pulsantino e si mette. Allora, questi qua non fanno il cambio di colore, invece quell'altro là sì. Notate, forse devo premere 2 volte. Allora, i blu non fanno il cambio di colore, ma i rosa fanno tutti i colori. Forse li fanno, boh, non so. E quindi questo è per servire qua. Andremo a mettere il Campari, cose simpatiche. Stavo pure cadendo. Ok, allora ho fatto pure questa tavolata qua, adesso continuiamo con le altre, però prima mi fermo un po' perché mi gira la testa che devo mangiare assolutamente qualcosa. Allora, a più tardi. Allora ragazzi, abbiamo comunque terminato. Allora, abbiamo terminato, abbiamo fatto tutti e 3 i tavoli. Qua abbiamo messo il nostro ghiaccio finto che abbiamo fatto in bricolage della vita, e poi andremo a mettere il ghiaccio vero e quindi anche l'acqua per mettere i Campari, 2 Coca-Cola e 2 tè per chi non vuole logicamente prendere alcol. Allora, quindi là è terminato pure, qua è anche terminato. Voilà. E qui anche è terminato, quindi a più tardi vi faccio vedere tutto ben illuminato, quindi tutto di sera eccetera. Quindi ciao ciao a tutti ragazzi, a più tardi su Telegarage, mare, viaggi e ricette da sballo. Questa sembra appresso tu. Allora ragazzi, come antipastini abbiamo pizzette, tarallucci, olive varie, cavolo all'insalata, lenticchie che portano fortuna, poi abbiamo, scusate per il disordine inutile ma tutto quello che voi state vedendo lo sto facendo solo io, all'altro lo sto facendo lavorare di meno perché poi stasera deve fare la botta, no? Logico che gli do sempre una mano, però. Poi abbiamo anatra, scusatemi, tacchino ripieno a forno con castagne e funghi porcini. Poi abbiamo
dolcini vari là. Non solo, questo qua è tutto antipasto, sono sandwich e tutta roba varia, anche qui tutta roba di antipasto simpatica. Qua abbiamo il salmone, la crème fraîche se là, ci sta da mangiare parecchia roba. E poi qua le pizzettine che mi piacciono tanto, buono. Niente, poi ci sta la mozzarella, che dobbiamo, la bella treccia di mozzarella che adesso praticamente è uscita tutta la sua acqua, no? Fortunatamente. Allora ragazzi, a più tardi, è inutile che vi faccio vedere tutto il casino. A più tardi vi faccio vedere come è stata allestita e quindi poi le illuminazioni. A più tardi. Ma te c'est beau, hein? Et salade, épinarde, tout le mélange. Viens, on va faire C'est magnifique, j'adore. Ouais, c'est magnifique. Allora ragazzi, cominciamo. Mi entri dal fulla. C'est parti di qui. Oui, oui, ça va rentrer. Il n'y avait pas un couteau blanc? Si, il est là. Ah, merci. Allora, questo qua è il tacchino bello ripieno e sotto ci stanno i cosi, dopo lo andiamo a mettere. Ah, del noyau. Allora, adesso volevo far vedere un po' completo. Les petits coussins. Allora, les stronzate varie, sandwich, dica. Les piccoli cuscini che hai comprato. Le piccole? Cucini che hai comprato. Sì, ci stanno. Ah, les blancs. Voi. Poi altre stronzatine qua, altre stronzatine qua. Qua andiamo a mettere il salmone, qua le pizzettine. Guardate qua. Il paraît une ville. Guardate là, Une ville avec les la coupons, mozzarella. la place. Guardate l'uva com'è bello sul ramo. Quel tavolo lì sembra una città. Le? Il tavolo sembra una città. Le cupole, le piazze, Non, le mais moi cose. je n'ai acheté que le saumon. c'est tout. Poi qua abbiamo fatto il cavolo, le lenticchie, adesso poi mangiamo tutto il resto. Ah, Paolo, l'anatra devi metterla, devi fare. Oui, mo sono messo. Elle sait le faire. No, lei non la sa fare proprio. Ah non? Allora, e qua tutta una cosa Il n'y a molto que simpatica. Gabriel. non, Gabriele, ho aperto già il forno. Bello, eh? Oh. Allora ragazzi, ci sei solo festeggiare, quindi a più tardi ci vediamo per i saluti finali, con i brindisi, quindi Ale, ne hai? Oh, c'è tutto cazzo, sta giornata, Ale? Ah mamma. Stai là, e non ti muovere, capito? Voilà. E quindi iniziamo così la giornata. A tutto. Oui, mon ami. Bianco azzurro sei, con le isole che stanno lì, le rocce in mare, col paese mediterraneo da scoprire, con le chiese mediterraneo da pregare. Vieni qui e lievama sta roba qui. Musa da fa pulizia, ragazzi. Come già fa, tu vieni a mano mano, sino io schiatto in corpo, o prima là. Na 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 na. Happy New Year 2015. Nemmeno ti hanno mangiato tutti i funghetti, durante tutto. Tutti i funghetti. Chi te ne ha mangiato per dire un funghetti? Happy New Year. Happy New Year.
Ma lo sai che la tu strunz? Ah, wow, mamma mia, guaglio. Diciamo che la... Il gelato sta ancora là fuori. Guardate quanto è grosso. Mo che arrivo solo, no? Che oggi sperate che veniva nero. Mo con mamma fa, lo metti sul gelato. Allora, ci sta una bottiglia, solo bottiglia di champagne. Sa ancora di anatra, di tacchino. E niente ragazzi, Happy New Year a tutti quanti, buon 2015, fate delle cose, ma facete che la cavolite voi, basta che state buoni. Poi, il denaro è nei piedi, i soldi hanno i piedi, quindi Happy New Year a tutti, felicità, prosperità economica principalmente e mettiamoci pure la salute, voilà. Mamma mia che no. Meno male che sono un tipo energico, dinamico, svelto, scattante, che altrimenti uno va in da depressione, Happy New Year 2015. Tanta rinauda, vado a fare venire. A buio, a mua.